Attento, forza! Dai, Matteo! È sulla barca di salvataggio. Allora in arrivo il 309 Bernocchi Michele della Canottieri Ticino in seconda posizione ed è anche lui invitato a recarsi al podio per la premiazione, che è Paracchini Umberto della Sestesi in terza posizione. Ecco in arrivo il quarto concorrente del quale non riesco a leggere il numero. Vai Mauro! Se qualcuno può segnalarmi chi è il quarto concorrente, il quinto è il 313 Gatti Paolo della Ticino. Per favore se qualcuno mi segnala il numero del quarto arrivato, ecco in sesta posizione 315 è Mieli, seguito Risana del Lecco e dal 318 Danzo Stefano della Sestese, stessa serie femminile, 2000 metri K1. Invece ho dovuto cambiare la paglia mia perché non viene, si è stonato la paglia del segno, che non la tira col segno. Ciro va bene così, stai lì, forza, va bene! Lunga respira, non andare troppo avanti con la schiena! Davide della Montesio, Bianchi Giorgio del CKC, Salvador Ferrara della Ticino, Moscardini Davide della Gutta, Navalli Simone della Scaiola, Gersena Walter della Montesio, Maiocchi Jacopo della Ticino e del Ticino segue l'equipaggio unico in gara della gara femminile cadette. Seguiamo la premiazione delle cadette. Campionato di Lombardia, Tagliati Luca e campione di Lombardia. Consiglio sempre vedere i giovanelli in gruppo di Dominicano. Saldo dietro Strecciano. Questo è il direttore delle In prima posizione in questo momento l'equipaggio Ravani Lanzati del gruppo direzioni Carlo seguito da Vittori. Magari c'è la ragione. Mantenere la direzione con il tipo di imbarcazione.
Ferrari Nicola sta passando ai suoi 150 metri. Roberto Martini della categoria ecco, stanno sfidando ai 250 metri del concorrenti della gara K1 di 500 Junior femminile. Tutti i concorrenti che sono stati sul lato sinistro del campo che devono compiere il giro di boa all'esterno della boa rossa esterna sul lato destro, altrimenti la loro gara viene invalidata. Quindi tutto il gruppo